Nuovo incontro stamattina in provincia Nuoro per elaborare la piattaforma politica programmatica del Nuorese, un documento da sottoporre al Presidente della Giunta regionale Francesco Pigliaro, in cui attraverso un lavoro di elaborazione che vede impegnati tutti gli attori politici, istituzionali ed economici del territorio si indichino all'esecutivo regionale le priorità del Nuorese che non può più attendere e che si sta lentamente spegnendo. L'incontro è stato promosso dalla provincia di Nuoro e ha visto la partecipazione di sindaci, di rappresentanti delle unioni dei comuni, dei sindacati e delle associazioni datoriali. La finalità è quella di elaborare un programma concreto di interventi che consentano al Nuorese di porre fine al suo declino in campo economico e sociale, un processo che sta portando ad un progressivo spopolamento con la ripresa dell'emigrazione delle nuove generazioni verso aree non solo della Sardegna che garantiscano un futuro. La riunione è stata coordinata dal Presidente della provincia Costantino Tidu, che ha sottolineato come il Nuorese vuole politiche di investimenti e non di assistenza. La riunione è stata aggiornata la settimana prossima per dare il tempo alle parti interessate di inserire qualche altro punto oppure di definire meglio alcune proposte. Quindi verrà redatto in forma definitiva. L'idea è quella di consegnarlo al governatore Pigliaro a Nuoro nel corso di un incontro ufficiale. Questo al fine di sottolinearne l'importanza per il territorio sempre più in crisi e che senza interventi opportuni è destinato a soccombere rispetto ad altre realtà regionali.